Dopo settimane in cui il caldo è stato grande protagonista, sta per iniziare sulla Liguria una fase più instabile con precipitazioni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale. I fenomeni attesi potrebbero essere anche forti e per questo motivo la Protezione Civile regionale ha diffuso l'allerta meteo gialla per temporali emanata da ARPAL. Nelle prossime ore l'ingresso da ovest di una saccatura favorirà l'aumento dell'instabilità con rovesci e temporali anche forti possibili su tutta la regione. Nella notte si avrà un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali che accompagnerà l'ingresso sulla Liguria del fronte freddo. I fenomeni proseguiranno fino alle prime ore di domani mattina. Le temperature subiranno una diminuzione temporanea per via della nuvolosità e delle precipitazioni, ma domani torneranno ad aumentare. Un lieve calo è atteso per giovedì, mentre una diminuzione più netta potrebbe verificarsi domenica. La stazione di Genova Foce dal 21 di giugno registra minime superiori a 20 gradi, ovvero il valore che convenzionalmente si usa per stabilire se una notte è tropicale. Non solo, in questo lasso di tempo per ben 12 notti la minima ha superato i 25 gradi. Per quanto riguarda le massime, invece, solo in una giornata delle ultime 18 non si sono superati i 30 gradi, domenica 23 giugno, con una massima di 28,6. Anche la scorsa notte nelle città capoluogo di provincia minime elevate accompagnate da alto tasso di umidità. A Genova si sono registrati 25 gradi con il 71% di umidità, ma alle 3 del mattino il termometro segnava 27 gradi con il 70% di umidità. A Savona 26 gradi, umidità fra il 79 e l'81%, a Imperia valori notturni tra 23 e 25 gradi e umidità arrivata all'83%, alla Spezia temperature tra 24 e 25 gradi e picco di umidità dell'81%. La temperatura notturna più bassa, 12 gradi, è stata registrata a Pratomollo.